Amici bellini, io lo so che sarebbe facile oggi, buongiorno a proposito, è facile oggi liquidare tutti, non c'hanno le palle, a incazzarci, lo sfogo, spacco tutto perché è una vergogna. Invece no, voi siete iscritti a questo canale perché volete un po' di approfondimento tattico a prescindere dal fatto che è vero. Non ho visto la reazione, quindi le palle dove sono. Ma noi facciamo lavagnetta, facciamo voti, facciamo analisi. Altrimenti che siete iscritti a fare? Ah, tu, ti vedo, non sei iscritto. Fallo adesso, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, è facile che chi era contro Gattuso prima oggi si ringalluzzisce, si dice così, si ringalluzzisce. Insomma, sta tutto contento perché ve l'avevo detto io che Gattuso non ha gioco. Chi invece era pro Gattuso adesso se la prende più con i giocatori, con Giuntoli, insomma, mi credete se vi dico che non è detto che uno debba avere per forza ragione e che nel mezzo dobbiamo trovare la verità dei fatti? Perché? Ma lo faccio in maniera analitica, veramente quasi scientifica. Non è possibile liquidare la situazione della formazione con Zielinski e Fabian non possono giocare insieme. Non è possibile perché il Napoli con Zielinski e Fabian ha fatto tutta praticamente la Coppa Italia, battendo squadre più forti di noi, messe meglio, e vincendo la Coppa Italia. Con Zielinski e Fabian addirittura a due a centrocampo abbiamo vinto le prime partite dove non giocava Bakayoko e non giocava neanche Demme. Quindi è troppo facile liquidarla così, bisogna andare nel profondo e capire come Zielinski e Fabian possono essere utilizzati. E credo che in questo frangente risulti imprescindibile Mister Diego Demme. Perché? Perché Diego Demme non solo ti fa da schermo e ti aiuta a recuperare col dinamismo i raddoppi. Le notifiche. A proposito, iscrivetevi al canale Telegram, così vi arrivano le notifiche. Demme non solo ti fa i raddoppi di marcatura e scivola dove alla bisogna, no? Dove ti serve fare i raddoppi di marcatura, ma ti dà anche quell'inizio azione semplice, si fa vedere un po' come faceva Jorginho e ti dà quell'inizio azione semplice e pulito, ma con velocità, con sveltezza, perché Demme è intelligente tatticamente, si fa vedere tatticamente. Si fa vedere dai compagni, ti apre anche il campo perché ti crea delle linee di passaggio importanti e ti aiuta nella doppia fase. Quello che non può avvenire è avere sia Fabian che Bakayoko nella stessa partita, nella stessa zona, perché lì si blocca tutto, le sabbie mobili. Succedono le sabbie mobili e allora questo è da evitare, specialmente quando la formazione non è più un 4-3-3 ben definito, 4-1-4-1 in fase di non possesso, e non è nemmeno più un 4-2-3-1 ben definito perché in questo momento è completamente ibrido e dobbiamo capire se ieri sono impazziti i giocatori o se è impazzito Gattuso. Può essere anche tutte e due le cose e ve lo farò vedere dalla lavagnetta. Poi bisogna affrontare la questione Lozano-Politano, perché mi sembra troppo facile adesso dire che Politano può giocare, è devastante solo quando entra nei secondi tempi. Facciamo la fine di Mertens, ve lo ricordate questo ritornello? Mertens è quello che spacca le partite, il jolly, sono puttanate, sono banalità calcistiche. Non è così, non funziona così il calcio. Politano può iniziare e giocare altrettanto bene sia quando entra sia quando... Altrimenti possiamo dire la stessa cosa di Lozano. Entra Lozano, spacca le partite. Non è così che si deve ragionare. Bisogna metterli bene in campo e metterli in condizione di fare bene quello che meglio sanno fare. E ieri questo è l'errore più grave di Gattuso. Tatticamente c'era una confusione in campo straordinaria, mai vista in prima d'ora. Poi non c'è stata neanche la reazione, perché tu il gol lo puoi anche avere, lo puoi ricevere, lo puoi subire male, ma lo può capitare. Ma era talmente presto, al decimo, al tredicesimo, che tu avevi tutto il tempo di riorganizzarti e di organizzare il controattacco perché loro ti aspettavano. Hanno fatto il gol 3-5-2, belli bassi, come tutte le squadre del mondo contro il Napoli, perché si sono resi conto che è facile. Bloccarci specialmente quando non abbiamo fantasia, velocità di esecuzione e proposizione di gioco.
Passiamo alla lavagnetta che vi spiego meglio. Allora, sulla lavagnetta ci sono anche i voti e li snoccioliamo facilmente, ma è importante prima vedere i movimenti che non hanno funzionato. Se è vero come è vero che Gattuso probabilmente aveva intenzione di bissare il movimento che aveva fatto Insigne contro l'Inter, perché 3-5-2-1 e 3-5-2 anche la Lazio, e quella cosa funzionava e poteva essere interessante, lo devi far fare a Politano per Lozano. Ma c'è il primo equivoco: se Politano si abbassa qui e riceve, ok? Per far fare il taglio a Lozano, la prima cosa è che Lozano si trova con il piede debole. Quindi se tu fai il taglio in questa zona qua, Lozano non può andare direttamente a colpire col destro, deve controllare, deve girarsi, deve portarsela sul destro, a meno che non indovina la giocata, fa il tiro di sinistro al volo, ma non è una cosa proprio sua. Ma oltre questo, Politano in questa zona qua avrebbe richiesto Di Lorenzo più avanti, come l'ha fatto con l'Inter, fare slittare questi tre, ok? Ma poi qui c'era un intruppo con Fabian che non si muoveva abbastanza. Sarebbe dovuto succedere questa cosa qua, ok? Ma non si può fare, perché Demme lo può fare e l'ha dimostrato con l'Inter, che da mezzala si inseriva anche e copriva bene i movimenti. Bakayoko no. Allora al massimo poteva essere questa la condizione, dove Bakayoko rimaneva centrale e Fabian poteva stare un pochino più defilato. Ma Fabian a sinistra non ci vuole giocare, e ve lo ricordate questa cosa qua. Allora che cosa succede? Che qua c'era già l'intruppo. Qua c'era già l'intruppo Fabian Politano. Politano d'altra parte non scendeva abbastanza. Di Lorenzo non è stato coraggioso come Mario Rui contro l'Inter, quindi questa cosa qua non ha funzionato, e partiamo già da questo. Dopodiché in fase di possesso il Napoli era più o meno così, perché Fabian e Bakayoko erano abbastanza vicini, e poi lo sapete che deve avvenire nel 4-2-3-1, che devono stare in linea, non in linea orizzontale, in linea verticale, per creare le triangolazioni. Non è mai avvenuto. Zielinski fluttuava in questa zona qui, ogni tanto gli capitava anche qualche strappo, qualche tunnel, qualche brioscina, ma non mi è sembrato tanto propositivo. Idem, Lozano in questa zona qua non è Insigne, perché non recupera la palla come Insigne, non la pulisce come Insigne. Allora Mario Rui non si trova, Mario Rui non gliela appoggia, Mario Rui si accentra, non va. Così proprio non va, sono messi male in campo. Petagna fa il suo lavoro sporco, ma comunque non è decisivo. In fase di non possesso ancora peggio, perché in fase di non possesso tu hai due possibilità: 4-1-4-1, ok? Dove alla ricerca del primo pressing Gattuso ce l'ha insegnato, ci vanno Fabian e Zielinski con Lozano e Politano che devono rimanere all'altezza di Bakayoko più bassi. Questo deve succedere quando fai il primo pressing. Invece no, e così noi abbiamo vinto una Coppa Italia, così. Invece no, che cosa succedeva? Molto spesso io ho visto questa situazione qua: Politano e Zielinski con Fabian in questa zona. Male, questi tre qua, male assortiti fisicamente, tecnicamente, male. Alle volte succedeva, Lozano era quello che rimaneva più qua, ma alle volte succedeva questo, che andavano Fabian, Politano da questa parte, Zielinski che rimaneva un po' più qua, ed eravamo sbilanciati. Qua ho visto una confusione totale e non ho capito se è un problema che Gattuso deve stare per forza in piedi e gridare e chiamargli tutti questi movimenti, altrimenti i giocatori si scordano, o non lo vogliono fare o non lo sanno fare se non sono guidati. Questo è un dubbio che mi potete risolvere voi nei commenti e mi dite che cosa ne pensate, perché a me ad un certo punto è venuto il dubbio che se la fossero venduta, perché non ho mai visto una tale mancanza di impegno, di reazione e di cose da fare che tu dovresti sapere, che l'allenatore ti ha detto. Ho visto un imbarazzo generale, confusione e idee poco chiare. Questa è la situazione dei movimenti senza palla in fase di attacco e in fase di difesa. Dopodiché un pochino di giudizi vanno fatti, perché Gattuso può aver sbagliato la formazione, devi far giocare Dem, può aver sbagliato, insomma, non dare un momento di pausa a Di Lorenzo, perché se qui è arruolabile, magari l'hai messo per emergenza quando si fa male Lozano, ma se è arruolabile lo devi far riposare, basta. Mario Rui, vabbè, tira la carretta insieme a Gulam, ok. Isai era arruolabile, devi far giocare Isai. Ci sono tante cose che possiamo dire a Gattuso oggi, ma nello specifico Ospina
senza voto, perché il colpo di testa di Immobile è fantastico e il colpo di Luis Alberto è da biliardo. Penso che forse quello di Luis Alberto, ma se avessi fatto un miracolo, caro Spina, che eri già fuori posizione, magari la potevi prendere. Impossibile. 2 grandi gol, non c'è niente da dire. Di Lorenzo male, 4,5, non mi sento di dare altro. Ho differenziato i numeri della difesa perché è più grave quello che fa Mario Rui con il passaggio orizzontale che apre le porte al 2-0. Koulibaly se la cavicchia, ma non bene. Mi dicono che ha fatto anche un doppio fallo che poteva rischiare. Insomma 5,5, ma proprio perché così. Maximovic horror sia per il fatto che non salta su Immobile. Sei più alto, vai ad aggredire quella palla, dagli fastidio. Immobile non ha dovuto fare niente proprio, oltre che lo stacco, quindi gli diamo 5. Bakayoko 5,5, non ho capito che partita ha fatto, non ho capito dove era. 5,5 perché non ha fatto grandi danni, ma non ha dato niente e non ha bloccato niente nelle poche azioni di ripartenza della Lazio, perché nelle poche azioni di ripartenza della Lazio, che non mi ha impressionato, hanno fatto quello che dovevano fare. La difesa tranquilla, 3-5-2, ripartenze veloci, ordinati, bene così. Fabian, voto basta. Perché basta? Non ce la faccio più. Io solo, sapete, odio i giudizi trancianti. Io ho dato a Fabian più di un anno, ma con Gattuso, perché ogni volta che cambia l'allenatore cambia la storia. Siamo ad un anno di Gattuso. Fabian, basta. Non è una questione di presenza di Zielinski, non è una questione di modulo, è una questione di Fabian. Sei Fabiano nel senso piano, va piano, va pian, perché basta. Zielinski 5,5 perché un paio di tunnel li ha fatti, ma sembravano più fini a se stessi che finalizzati a fare qualcosa. Lozano 6, Lozano continua a prendersi i falli e continua a sgusciare, meglio quando sta a destra, molto meglio quando sta a destra, quando entra poi Elmas al posto di Politano e Lozano sguscia un pochino di più, si fa male proprio, come si fa male anche Koulibaly, male proprio. Nelle attenuanti ci mettiamo tutte queste defezioni, tutte insieme, che stravolgono una squadra, perché il turnover va bene. Tu vuoi lasciare Demme in panchina perché lo vuoi far riposare, ok, ma quando poi devi fare il turnover di Insigne e Mertens, che sono non solo i 2 leader, ma sono anche quelli con più fantasia, che possono ispirare le azioni d'attacco, diventa un macello. Allora qualcuno mi può dire, ok, dovevi far giocare Elmas al posto di Insigne, va bene, è entrato Elmas, non mi è sembrato in grado di cambiare la partita, c'era il tempo. Mario Rui ad Elmas non gliela passa nemmeno perché è talmente abituato ad avere Insigne. Ragazzi, rendiamoci conto, Demme insostituibile, Insigne insostituibile, poi intorno si possono organizzare. Per Gattuso Koulibaly insostituibile, per me deve riposare, è arrivato l'infortunio, ma alle volte è scientifico che sia così. Petagna gli do 5,5 perché ha lottato, ma non può avere la sufficienza perché anche lui ha avuto un'occasione dove lanciato su una verticalizzazione di Malqui non ci arriva sul pallone, fa la finta, non ci prende. Potevi toccarla e sperare che Rena ti buttasse a terra. Veramente una partita avvilente. Entra Bobotta. Entra Bobotta che praticamente la passa ai raccattapalle. È troppo brutto per essere vero. Spero che questo sia stato il Napoli più brutto della stagione, perché col Torino non voglio scherzi, come dissi col Crotone, come dissi con la Sampdoria, non voglio scherzi con queste squadre qua. Vincere è l'unica cosa che conta in questo momento, ma serve la prestazione, perché con l'Inter io non mi sono lamentato, con la Lazio sì. Esistono sconfitte, le abbiamo analizzate. Sassuolo, Milan, Inter, tutte sconfitte diverse. Col Sassuolo ci hai provato, loro ti hanno ingabbiato e vabbè, è arrivato il rigore a loro, vabbè. Con il Milan hanno avuto un Ibrahimovic in più, Pioli l'ha studiata bene, ci sta la sconfitta. Con l'Inter no, con la Lazio sì. Quindi sono tutte sconfitte diverse che vanno analizzate per quelle che sono. Non tranciamo, ma stiamo attenti, perché ci sono delle cose che si possono fare meglio con questi stessi giocatori qua. E ditemi voi cosa ne pensate. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio e speriamo che mercoledì vediamo un'altra storia, perché questo non è il calcio che conosciamo. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.